Carissimi amici, un abbraccio dal sottoscritto Gianni Amendola a tutti i tifosi del Napoli, a tutti i napoletani nel mondo e naturalmente a tutti coloro che mi seguono con affetto e simpatia sui miei siti. Cari amici che seguite il mio canale YouTube Napoli è sempre bella 2. Innanzitutto vi chiedo umilmente scusa se mi vedete in questo video registrare in pigiama, ma la verità è che sono alcuni giorni, circa una settimana, che sono ammalato. Adesso il peggio è passato, sto leggermente meglio, ma ancora un po' maluccio. Però quest'oggi non ce l'ho fatta a non registrare questo video e a non dire il mio pensiero, ma soprattutto dimostrare il mio amore e la mia tristezza per il più grande campione di calcio di tutti i tempi. Infatti avete visto, dopo la sconfitta patita al San Paolo purtroppo contro il Milan, non ho fatto il video per parlare di quella partita, ripeto, no perché il Napoli ha perso, figuratevi, ma proprio perché non ero assolutamente in grado né di parlare e nemmeno di comparire in video. E allora, tralasciando quella partita, quella brutta sconfitta, sicuramente c'è una sconfitta ancora più grande, molto più seria di quella partita col Milan. Ed è la sconfitta che il 25 di novembre del 2020 noi tifosi del Napoli abbiamo dovuto sopportare, inghiottire e ancora ci fa male e per molto tempo ci farà ancora più male. Purtroppo lo sa tutto il mondo, quindi lo sapete anche voi, è scomparso il più grande calciatore di tutti i tempi che noi tifosi napoletani abbiamo avuto l'onore di averlo nella nostra squadra, nella squadra della nostra città, con la famosissima maglietta numero 10 e con la fascia di capitano. Purtroppo dal 25 novembre 2020 Maradona non c'è più. Naturalmente nel nostro cuore, per tutti noi tifosi napoletani, Maradona non morirà mai. Diego ci sarà per sempre, infinitamente ed eternamente. Il nostro amore quando saremo in vita su questa terra e se ci sarà e c'è vita dopo questa, lo continueremo ad amare ancora e lo ameremo per sempre. Insieme all'amore sarà eterna anche la gratitudine verso questo grande campione, ma non tanto perché ci ha permesso di realizzare un sogno, quello del primo e poi anche del secondo scudetto, ma soprattutto per il modo in cui ha vinto, per l'amore che ci ha messo, che sicuramente è una cosa irripetibile, specialmente per un grande, grandissimo, immenso campione come era Diego Maradona. Sicuramente un altro Maradona non nascerà mai più. I tifosi napoletani, non solo delle ultime 3 generazioni, ma tante altre generazioni future, ricorderanno le imprese, le giocate, i gol e soprattutto l'amore, il rispetto per la città di Napoli che ha avuto questo immenso campione. E allora naturalmente questo video non è una notizia, perché la notizia l'avete saputa sicuramente dopo pochi secondi che Diego ha dato il suo ultimo respiro in Argentina, perché si è mobilitato tutto il mondo, tutti i media del mondo hanno diffuso questa tristissima, bruttissima notizia che ci ha preso impreparati, noi che Diego gli volevamo tanto bene.
perché eravamo ancora contenti, stavamo ancora quasi festeggiando per la buona riuscita dell'operazione che Diego pochi giorni prima della sua morte ha subito in Argentina al cervello, un'operazione molto complicata che avevano assicurato che era andata molto bene e invece poi pochi giorni dopo, questa volta purtroppo Diego non ce l'ha fatta e ai noi ci ha lasciato. Naturalmente è stata veramente una botta al cuore, una pugnalata, ci ha strappato il cuore a noi tutti i tifosi del Napoli e anche ai tifosi argentini questa notizia, perché è proprio arrivata inaspettata. C'è un'altra cosa che purtroppo voglio dire e mi tocca sempre, purtroppo in questo mondo di letame, in questo mondo di idioti, di imbecilli, di trogloditi, di scimuniti e non so più come definirli, altrimenti dovrei dire delle parolacce e non è né nel mio DNA né nel mio stile e tantomeno nel mio costume, ma mi limito a chiamarli così. Purtroppo dopo la morte di Diego ci sono stati e ci sono ancora in giro sui social tanti imbecilli, tanti deficienti che stanno, come dire, maltrattando Diego e rallegrandosi per la sua dipartita. Che schifo, veramente questo mondo mi fa sempre più schifo, credetemi amici. A parte il calcio, è proprio per i sentimenti, la violenza di queste persone. Non ne sono pochi, ma sono proprio tanti e sono dappertutto, dal nord al sud, al centro dell'Italia e anche nel mondo. Sono proprio tanti, troppi, questi violenti imbecilli che in questo momento, per la dipartita del più grande calciatore di tutti i tempi, stanno festeggiando, godendo. Ho visto commenti di tifosi juventini, questo però lo dico con il massimo rispetto per tutti i juventini per bene, che sicuramente anche loro sono tristi per la dipartita di Diego, ma per tutti quei tifosi juventini, interisti, milanisti, laziali, romanisti, atlantini, fiorentini, di tutte le squadre italiane, anche del sud, credetemi. Ho visto anche tanti commenti di tifosi del Palermo, del Foggia, che hanno detto finalmente era ora che si togliesse dai, avete capito? E quindi hanno riconosciuto a Diego solo una cosa, quel difetto che non ha mai fatto male a nessuno, ma solo a lui stesso, la droga. E quindi dopo la morte hanno messo in risalto solo che è morto un cocainomane. Pensate che gente esiste in questo mondo. Non hanno rispetto nemmeno della morte. Ma no, perché in questo caso si chiama Diego Maradona, ma di chiunque, qualsiasi essere umano che lascia questa vita ed è figlio, fratello, padre, marito, oppure se si tratta di una donna è la stessa cosa, non hanno rispetto per nessuno. Quello che è ancora peggio, mentre tutti i più grandi giornali del mondo, dall'America all'Inghilterra, dal Belgio alla Germania, alla Francia, alla Spagna, in tutto il mondo, tutte le prime pagine dei giornali sono dedicate alla scomparsa di Diego con il massimo rispetto dovuto al più grande campione di calcio di tutti i tempi. In Italia si offende la memoria di Diego e non lo fanno solo gli imbecilli sui social, ma lo fanno e lo stanno facendo come al solito anche sui giornali italiani e soprattutto
la televisione pubblica italiana. Ho sentito dei commenti della signora Palombelli su Rete 4 e di quel presunto intellettuale ma sicuro rinnegato di Giampiero Mughini e Giuseppe Cruciani, per non dire Vittorio Feltri, che hanno fatto dei commenti subito dopo la morte di Diego Maradona che secondo il mio modesto avviso sarebbero veramente da arresto. Sì, sono così sgradevoli, sono così offensivi verso questo grande campione che meriterebbero queste persone veramente di essere denunciate, arrestate e punite. E invece tutto normale. Naturalmente a questi imbecilli anche della televisione italiana si associano poi tutti i trogloditi, i deficienti, gli ignoranti, le bestie che vanno girando sui social nascondendosi dietro la tastiera. E allora io voglio dire a queste persone, non solo quelli sui social, ma anche a questi ultimi di cui vi parlavo, per quanto riguarda i giornali e le televisioni italiane, voglio dire solo una cosa, ma molto semplice. Fate schifo. Fate più schifo della cacca. Fate veramente schifo. Dovreste stare sino all'ultimo momento della vostra vita qui sulla terra con la testa nel water, ma un water pieno di escrementi come voi, perché fate talmente schifo che non riesco nemmeno ad offendervi, perché non esistono aggettivi superiori a quello di dirvi quanto mi fate schifo. Detto questo, amici cari, perdonatemi la mia assenza, spero di stare bene al 100% al più presto e poter così regalarvi a chi fa piacere, come sempre, le mie opinioni sportive e i miei video. Per il momento vi saluto con tutto il mio cuore e con tutto il mio cuore e il vostro cuore mando un bacio lassù nel cielo al nostro grande campione, al nostro grande fratello, perché tale era ed è sempre stato per noi partenopei Diego Armando Maradona. Ciao campione, ci manchi e ci mancherai tanto, ma una cosa è certa, sarai sempre nel nostro cuore, nella nostra mente e nella nostra anima. Per noi napoletani vivrai per sempre, per noi e per tante prossime generazioni. Grazie Diego per quei giorni che ci hai fatto piangere di gioia. Ti vogliamo tanto bene.